TG Plus Sport edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario il calcio. Il Venezia FC comunica di aver esercitato in data odierna l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo dall'FC Metz di Fally Kandé. Il difensore classe 1998, originario della Guinea-Bissau, ha disputato 17 partite nella stagione 2024-2025 con la maglia arancio-nero-verde, contribuendo con un gol e un assist. Kandé ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028. Passiamo al basket. L'Umana Reyer comunica la nomina di Francesca Di Chiara, nuova responsabile del settore giovanile femminile. Nelle ultime 3 stagioni Francesca Di Chiara ha ricoperto il ruolo di assistant coach della prima squadra femminile e dal 2024 la guida dell'area tecnica del vivaio femminile Oro Granata. Il commento della stessa Francesca Di Chiara. Vivo questo nuovo incarico come un'opportunità per continuare a crescere e migliorare il lavoro svolto nel settore giovanile. Un'ulteriore carica che ci danno gli ottimi risultati raggiunti di recente. È per me una nuova sfida da affrontare con entusiasmo e gratitudine verso la società per la fiducia che mi ha accordato. Porto con me la visione di chi ha vissuto da allenatrice la realtà della Serie A e della Nazionale, un bagaglio di esperienza che mi permette di trasmettere concretamente che cosa significhi lavorare per diventare atlete di alto livello. Atletica. Inizia il conto alla rovescia per la Overburgers Half Marathon, l'attesa mezza maratona che sabato 14 giugno congiungerà Bibione e Lignano Sabbiadoro, unendo idealmente Veneto e Friuli Venezia Giulia. La partenza sarà alle 18 in piazza Fontana a Bibione, mentre il traguardo sarà collocato sul lungomare di Lignano Sabbiadoro, nei pressi della Beach Arena, che accoglierà le premiazioni e i servizi post gara, non lontano dall'iconica terrazza mare attualmente in fase di restauro. Organizzata da una società trevigiana, il Running Team Conegliano, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e dei comuni di San Michele al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro, sarà una corsa che coinvolgerà moltissimi appassionati, oltre 1000 gli iscritti e anche diversi campioni, italiani e stranieri. Non ultima, la vela. Venezia si prepara ad ospitare le più belle imbarcazioni storiche dell'Adriatico in occasione della 12ª edizione del Trofeo Principato di Monaco Le Vele d'Epoca in Laguna. A pochi giorni dalla chiusura della 6ª edizione del Salone Nautico, la città torna a essere così protagonista di un evento dedicato alla vela. La regata, riservata alle sole imbarcazioni d'epoca, è stata presentata oggi in conferenza stampa a Ca' Farsetti. L'Arsenale di Venezia sarà la casa base. Qui le barche cominceranno ad approdare nella giornata di venerdì e sempre tra le antiche mura della fortezza si svolgeranno i 2 appuntamenti più socialité nelle serate del 27 e 28 giugno. Le regate sabato 28 nelle acque antistanti il Lido di Venezia intorno alle ore 13 con 1 o 2 gare a seconda della situazione meteo e domenica 29 sempre in mare. L'atteso appuntamento per tutto il pubblico sarà invece per le ore 11 di domenica e dalle rive, quando le eleganti antiche vele sfileranno in bacino a San Marco. È tutto per questa edizione di TG Plus Sport Venezia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.